Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Teatro Goldoni alle 11:30 per assistere alla consegna del premio Ugo La Malfa, che si attribuisce a personalità che contribuiscono a promuovere lo sviluppo della cooperazione internazionale. È stato assegnato alla direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, che si è detta ottimista nonostante il momento. The first recipient of the Ugo La Malfa Prize for International Cooperation. Il premio, alla sua prima edizione, è stato istituito per iniziativa della Fondazione La Malfa, l'Università Ca' Foscari, Intesa San Paolo e l'Enciclopedia Treccani. La ragione per cui siamo a Venezia è perché mio padre si formò a Ca' Foscari negli anni, un secolo fa, e a Ca' Foscari da una parte ebbe un insegnamento di economia importante, il grande Gino Luzzatto, lo storico, e dall'altra la sua formazione politica. L'antifascismo nasce a Ca' Foscari, il fatto che ci sia il Presidente della Repubblica è un segnale di enorme importanza. E questo premio è importante perché è simbolico di un percorso sulla cooperazione internazionale che noi vogliamo intraprendere assieme alle istituzioni coinvolte. Insieme a Mattarella anche il sindaco Brugnaro e il presidente Zaia. Fra i presenti alla cerimonia il commissario UE all'economia Gentiloni e il senatore Monti. Dopo aver assistito alla cerimonia di premiazione, il presidente Mattarella ha lasciato Venezia per rientrare a Roma.